buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno al nostro ospite Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Buongiorno. Buongiorno. È necessario sorridere perché è un'altra stagione record. Il turismo ha un'iperbole, il turismo in Veneto. Ma certo che sì, abbiamo dato i dati del 2017, sono stati dati molto confortanti, anzi direi che possiamo proprio veramente definirci la regione dei record, no? Per quanto riguarda il turismo. Tra l'altro il 2017 è stato un record rispetto all'anno precedente, il 2016, che altrettanto fu un altro anno dei record. Quindi diciamo che ormai è quasi così ordinario parlare di record per quanto riguarda il turismo in Regione Veneto. Quest'anno abbiamo toccato, cioè quest'anno 2017 abbiamo toccato le 70 milioni di presenze e 19 milioni di arrivi, quindi è stato veramente un risultato incredibile che è cresciuto come percentuale in tutto il territorio veneto, con particolare attenzione alle destinazioni delle città d'arte, però anche il mare e gli altri settori hanno tenuto bene, anzi tutti diciamo che sono cresciuti con una leggera diciamo, performance negativa per quanto riguarda la presenza degli italiani in montagna, ma soltanto nel periodo invernale a cavallo tra il 2016 e il 2017, causa all'epoca della mancanza di neve purtroppo, cosa che invece non si è verificata a cavallo 2017-2018, dove invece la neve è arrivata copiosa. Infatti i dati freschi che abbiamo sono di crescita anche in montagna. Record su record, una crescita esponenziale, una crescita continua, 70 milioni di presenze, 19 milioni di arrivi significa 4 volte la popolazione del Veneto. La nostra regione è in grado di assorbire numeri così consistenti e fino a che punto li può assorbire? E prendo il là dalla situazione di Venezia, certo. È un caso a sé stante oppure progressivamente, visto che la nostra regione viene scelta come luogo di vacanza, si potrà trovare in una situazione di difficoltà di gestione di questi flussi? Guardi, io credo sia sicuramente un valore questi numeri, anche perché la regione è grande e ha grandi possibilità di accoglienza. Quello che noi dobbiamo fare però è cercare di spostare questi flussi che attualmente in buona parte, non in maggior parte, ma in buona parte sono concentrati in città come Venezia e Verona, perché anche Verona è un'altra città che soffre da questo punto di vista, perché le città sono abbastanza piccole e quindi quando si cominciano ad avere milioni di presenze ovviamente vanno in difficoltà. Però noi stiamo facendo un lavoro da questo punto di vista che ci porta a raccogliere questi flussi e a cercare di far capire che dietro a Venezia e dietro anche a Verona c'è un territorio, il Veneto, che ha molto da dire e molto da dare, e quindi cercare di organizzare pacchetti turistici nell'entroterra dove abbiamo delle zone che addirittura soffrono di mancanza di turisti. Penso all'area della Pedemontana o del Delta del Po, che hanno necessità di essere incentivati. A dire la verità i numeri stanno crescendo anche lì, nel senso che ovviamente parlando di anni record la crescita è costante dal punto di vista percentuale un po' ovunque, però è ovvio che in termini assoluti non si può paragonare, che ne so, le 400.000 presenze della Pedemontana trevigiana rispetto ai 10 milioni di presenze di Venezia, ecco, quindi questo è un lavoro che assolutamente si deve fare. Come si fa a intercettare questi flussi e a smistarli? Capisco con una campagna di promozione, informazione e anche illustrazione, no, di quello che può offrire il territorio intorno alle città d'arte, o anche stimolando gli operatori del settore a inventarsi nuove esperienze. No? Va molto questo termine, il turismo esperienziale, fatto di emozioni, quindi che si trasforma una vacanza in un soggiorno dove non c'è solo la visita di un luogo ma anche la vita in quel luogo. Esattamente, un po' tutte queste cose messe assieme. Noi stiamo lavorando molto con l'utilizzo dei fondi europei, per esempio, cofinanziati dalla Regione Veneto, per incentivare le nuove start-up di impresa, per incentivare nuove reti di impresa e quindi la creazione di nuovi prodotti turistici,
per esempio il cicloturismo adesso sta andando a 1000, diciamo, e sono molti turisti che vengono nel nostro territorio e che vanno a visitare anche luoghi magari meno conclamati, meno noti, e vediamo che vengono prese d'assalto le nuove piste cicloturistiche che i vari comuni fanno nel territorio. Quindi questo lo si fa facendo promozione all'estero, cosa che stiamo facendo nelle fiere internazionali, facendo la promozione tramite il By Veneto, che è una sorta, la chiamo una fiera, se vogliamo, internazionale veneta, nel senso che ci sono circa 200 buyers da tutto il mondo, quindi i buyers sono i compratori del prodotto turistico, che vengono nel nostro territorio, si fermano qui 2 o 3 giorni e incontrano i sellers, che sarebbero i venditori, cioè i nostri, non solo coloro i quali hanno alberghi, ma anche bed and breakfast, locazioni turistiche, e li incontrano e offrono le loro possibilità, i loro prodotti turistici sul territorio, le loro residenze. E quindi qui diamo la possibilità a tutti, non soltanto ai grandi alberghi, ma anche appunto ai piccoli proprietari, ai bed and breakfast. E allora quel turismo esperienziale, emozionale, legato per esempio anche alla scoperta dell'enogastronomia, all'enoturismo, è stata creata anche una legge relativa proprio al turismo rurale, all'enoturismo, dal punto di vista percentuale sta crescendo in doppia cifra. Ovvio che i numeri, ripeto, non possono essere i numeri che fa Venezia, però di sicuro ci sono tanti turisti che magari cominciano a visitare un po' meno Venezia in termini di giorni da dedicare e dedicano un po' più tempo all'entroterra. Quindi per far questo ovviamente bisogna creare dei pacchetti turistici. Il compito della Regione Veneto, io lo dico sempre anche perché gli operatori a volte fanno un po' fatica a capire questo, nel senso che molte volte dicono la Regione dovrebbe fare di più. La Regione fa promozione, poi la commercializzazione la fa il privato, quindi il pacchetto turistico non lo crea la Regione Veneto, quindi i collegamenti nel territorio e le offerte turistiche le deve fare il privato. Certo che la Regione Veneto deve mettere in condizione il privato di poter agire e quindi promuovere quello che gli operatori fanno. Proprio sul fronte della promozione, che è il vostro compito, promozione e anche intercettare i fondi che mette a disposizione, certo, l'Unione Europea. Lei prima citava le fiere sono state per anni la vetrina principale, di scambio, di match, come si dice, tra venditori e acquirenti. Oggi la fiera ha ancora senso, si va solo in alcune fiere e bisogna invece incrementare lo scambio di comunicazione attraverso la rete. So che avete un po' sistemato il sito, certo, dando una veste, mi passi l'annotazione, una veste meno veneta e un po' più internazionale, anche un po' obtortocollo, perché poi l'identità veneta, certo, vorrebbe essere anche la matrice di autenticità di, certo, quello che il turista, il visitatore, il viaggiatore trova. Certo, sono due cose che vanno a pari passo. Nel senso che non si possono e non si deve abbandonare i mercati internazionali e le cosiddette fiere B2B, cioè business to business, dove si incontrano gli operatori. Quindi la Regione Veneto è presente, crea uno stand. Sotto lo stand della Regione Veneto non c'è solo l'attività promozionale istituzionale, ma ci sono anche gli operatori che pagano per essere presenti, una quota, una fee, diciamo, il resto come incentivo lo mette la Regione, e lì incontrano gli altri buyers internazionali, quindi si fanno contratti, si chiudono contratti, quindi non sono fiere così, insomma, di pura conoscenza o di promozione, ma si esce dalla fiera con contratti in mano. Questa bisogna continuare a farlo, soprattutto nelle fiere internazionali importanti, penso al VTM di Londra, all'ITB di Berlino, insomma, o anche la fiera di Milano o di Rimini, che sono comunque importanti. Poi però, come giustamente diceva lei, c'è una massa di turisti che si sposta non utilizzando i tour operator classici o le agenzie di viaggio, ma si spostano da soli, utilizzando lo smartphone, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, per fortuna ultimamente, e si muovono utilizzando lo smartphone o comunque il computer, il tablet e quindi internet, e quindi l'investimento sul digitale è fondamentale. Tra l'altro l'investimento sul digitale costa anche meno dal punto di vista promozionale alla Regione Veneto, però come giustamente diceva lei c'è bisogno di tutto quel background dietro importante legato al fatto anche al supporto digitale, ed è per questo che appunto stiamo attivando il nuovo sito della Regione Veneto. Pensi che quello vecchio, nonostante avesse delle
difficoltà dettate dal fatto che era un po' datato, insomma, ecco, però fa 13 milioni di visualizzazioni. Quindi quello nuovo sarà molto più accattivante, molto più emozionante, quindi cattura un po' il turista, così come fanno altre nazioni o altre regioni, diciamo, europee e anche internazionali. Quindi sicuramente bisogna lavorare in questo doppio binario. Quanto è importante, parlando di strumenti digitali e quindi di canali internet, fare un sito sì che sia bello ma soprattutto che arrivi ovunque, che sia flessibile, che sia aperto, che non sia un portale chiuso? Quanto è necessario che riesca a penetrare un po' tutti i segmenti che intercettano poi i vacanzieri? È importantissimo, tant'è vero che noi abbiamo istituito il DMS regionale, che sarebbe il Destination Management System, che è una piattaforma digitale che ha lo scopo e l'ambizione di collegare tutta la regione Veneto. E quindi un domani il soggetto, il turista che entra nel sito della regione Veneto potrà avere sotto controllo tutto il territorio, quindi passare da un'informazione non più chiusa a livello territoriale come magari accadeva in passato, ma dallo yacht di Verona può passare allo yacht, che sarebbe, io parlo scusate un po', perché lo yacht è l'ufficio di informazioni, esatto, informazioni turismo, il vecchio ufficio turismo. Esatto, il vecchio ufficio turismo, parliamo papale, il vecchio ufficio turismo può passare da quello di Verona a quello di Venezia, avendo informazioni e quindi, che ne so, prenotarsi una visita al teatro La Fenice di Venezia, pur andando nell'ufficio turistico di Verona, ecco, oppure sapere addirittura quali sono le sagre sul territorio, mettendo in rete anche tutto il lavoro che le Proloco, per esempio, fanno a livello regionale. Quindi diciamo un'informazione a 360 gradi di tutto il territorio. Ecco, qui l'ambizione è quella di mettere la commercializzazione anche dei prodotti e delle stanze. Quindi una forma di portale simile a quello dove si fanno le Esatto. prenotazioni, Esatto. che fanno la parte del leone? Sì, perché noi abbiamo scoperto che chi entra all'interno di questi siti, se poi gli piace il posto, vuole anche acquistare la camera, per esempio, no? Attualmente non lo poteva fare, doveva uscire da quel percorso e entrarne in un altro. Nel frattempo, ormai a livello digitale, insomma, arrivava un pop-up di chi, esatto, non di chi, citiamo i grandi portali, diceva vieni qui che ti ho un'offerta. Ecco, e quindi il cliente era perso, no? E invece così si dà la possibilità di rimanere all'interno del sito, quindi stiamo facendo una cosa. Quindi un rapporto diretto con le strutture? Esattamente, abbiamo chiesto agli albergatori di credere in questo nuovo sistema. Noi sappiamo che ci sono dei portali internazionali che sono dei mostri da questo punto di vista, però sono anche mostri costosi e quindi l'albergatore deve pagare una fee molto elevata, mentre nel nostro non pagherebbe nulla. E poi se il cliente è anche furbo, alle volte hai una proposta di questi portali di un certo tipo, entri Certo. nel sito dell'albergo e hai una proposta diversa, a quel punto il portale ti rilancia, diventa una specie di asta, Sì. e quindi bisogna anche un po' rendersi conto che ci sono magari degli accessi diretti e che alla fine propongono delle promozioni. Sì, come dice lei, molti non sanno che quando tu entri in uno di questi portali qua si è profilati, per usare si è un profilati e se per caso tu esci e entri o ritorni in quel particolare albergo che avevi cercato qualche minuto prima, il prezzo è già aumentato, perché loro riescono a profilarti, sapere che tu stavi cercando e dicono se è tornato vuol dire che esattamente, quindi ci sono piccoli e quindi già il prezzo, ci sono dei invece un portale che dipende dalla regione è una vetrina abbastanza stabile, dovrebbe essere a costo zero per gli costo zero, per il momento è a operatori. costo zero. Se un domani si decide tutti assieme di voler mettere una piccola fee, la quale però verrà dedicata alla promozione del Veneto, certo. Però almeno diciamo c'è la possibilità di avere una promozione della propria regione e quindi quei soldi non vanno magari all'estero come succede adesso in grandi circuiti internazionali, ma rimangono nel territorio e fanno ricchezza territoriale. C'è disponibilità in questo senso o sì. Le istituzioni vengono sempre viste un po' come realtà che devono dare, poi deludono perché non danno e non c'è verso di cooperare, sì. il sistema misto. Sì, è vero, è vero. Devo dire che intanto ci sono dei comuni che hanno già partecipato a questo lavoro, ci sono degli albergatori che hanno già cominciato a crederci e ora noi stiamo discutendo del nuovo piano strategico turistico della Regione Veneto e nei vari tavoli tematici che andremo a affrontare con tutti gli operatori, questo è uno dei pilastri di discussione, quindi credo che se passerà, come mi pare di capire che venga accettato, si divulgherà questa cosa tra
tutti gli operatori, quindi io sono fiducioso. Ovvio che noi non abbiamo lo scopo che questo diventi totalmente diciamo alternativo agli altri. Però forse è un modo anche per offrire delle opportunità a chi non ha risorse da investire. Esatto, a chi non ha risorse, a chi non può permettersi di dover pagare una fee che va dal 15 al 20% in certi casi ai grandi portali, e a volte serve a fare anche massa critica, perché noi ci siamo resi conto che quando tutto il territorio se ne va, cosa che è già stata fatta in altre regioni vicine a noi, che hanno provato, esatto, il Trentino ha messo in piedi una cosa, perché sono bravi a fare squadra, cosa che dobbiamo imparare a fare noi. Poi quindi non è solo perché hanno i contributi statali della regione a statuto speciale, una provincia a statuto loro sicuramente godono di tanti finanziamenti che non ci sogniamo. Però sono anche astuti. Però sono anche astuti, li sanno utilizzare. Quindi noi per il momento non abbiamo quei fondi, però io dico sempre, intanto cominciamo a essere astuti e a usare i nostri e a fare squadra. Poi arriveranno anche i fondi. Quindi se facciamo come loro, che quella volta si sono tolti, no? E a quel punto i grandi portali sono andati in ginocchio a chiedere, beh, sai cosa vi diciamo? Che non vi facciamo più pagare il 15%, ma vi facciamo pagare l'8%. Come minimo hanno già ottenuto uno sconto del 50%. Quindi, se non altro, già questo penso sia un grande obiettivo. Quali sono gli altri pilastri del nuovo piano strategico del turismo che state mettendo a punto? Beh, guardi, per esempio la sostenibilità ambientale. E l'accessibilità. Noi siamo una regione che da questo punto di vista stiamo investendo molto sull'accessibilità, abbiamo fatto degli investimenti, per esempio l'ultimo progetto su tutta la costa veneta, abbiamo investito 600.000 euro assieme alle ASL della costiera veneta e assieme alla conferenza dei sindaci, e abbiamo attrezzato ogni comune con una spiaggia accessibile. Questo non è soltanto, secondo me, una sfida dal punto di vista etico-morale, perché guardate che ci sono 25 milioni di turisti con disabilità in Europa che hanno diritto a fare una vacanza attrezzata, ma sono anche, tra virgolette, un business per i nostri operatori. Anche perché si parla di disabilità temporanea pure, e l'anziano è comunque in qualche modo un disabile, quindi alla fine la percentuale di popolazione che necessita di una spiaggia attrezzata o di una struttura attrezzata è superiore a quella che si può buttare in spiaggia libera. Nel caso di Jesolo, oltre ad avere diciamo un supporto sociale, quindi per quelle persone che hanno disabilità, ma anche dal punto di vista sanitario, nel caso di Jesolo abbiamo un ospedale che è proprio dietro la spiaggia. La spiaggia di Nemo. Esatto, la spiaggia di Nemo, però è la prima che è partita. Esatto. È la prima che è partita. È la spiaggia dell'ospedale. Esatto, ne sono partite tante altre, e per esempio noi abbiamo turisti stranieri che vengono alle nostre spiagge perché si sentono sicuri nel caso in cui gli succeda qualcosa, o semplicemente sono turisti che hanno bisogno di dialisi e che quindi sanno che dietro alle spalle della spiaggia hanno un ospedale di riferimento per qualsiasi. Questo par di no, ma è una scelta importante per molti turisti. E poi il tema della sostenibilità, noi vogliamo sempre di più investire su un turismo digitale ma sostenibile, quindi l'ambiente è importante. E lo stiamo vedendo anche con i mondiali di Cortina 2021 di sci, dove stiamo investendo ma sempre in maniera sostenibile. E le Olimpiadi? Ma le Olimpiadi noi siamo fiduciosi. Abbiamo già presentato la domanda, stiamo facendo il nostro dossier e intanto dobbiamo prepararci a far bene i mondiali di Cortina 2021. Fatto questi saranno, diciamo, una sorta di trampolino di palestra per poter arrivare alle Olimpiadi, che interesseranno non soltanto l'area, diciamo, del Bellunese, ma anche, come ha già detto il Presidente Zaia, anche l'area del Trentino Alto Adige, quindi con l'accordo dei due presidenti, perché effettivamente quindi diventeranno le Olimpiadi diffuse sul territorio. Anche in termini di strutture. Quanto appunto le strutture che verranno realizzate per i mondiali del 2021 possono in qualche modo essere utili per eventualmente le Olimpiadi del 2026? Allora, la parte infrastrutturale sicuramente sì, quindi quando parliamo di collegamenti legati alle infrastrutture, a allargamenti di strade, al centro di Cortina che viene riposizionato, diciamo, penso alle strutture sciistiche, quindi agli impianti di risalita o alle stesse piste, sono fondamentali per poter poi essere utilizzate per le Olimpiadi 2026. E poi abbiamo anche se vogliamo, un know-how sul territorio, una crescita di cultura da questo punto di vista molto importante, e abbiamo anche delle strutture vecchie che possono fare accoglienza in termini di molti olimpionici che arriveranno, che esistono già e che possono essere ristrutturate.
Quindi senza fare un villaggio olimpico sì, nuovo, esatto. senza andare a incidere Esatto. nell'ambiente. Sì, noi non vogliamo fare impattare. Esatto, noi non vogliamo impattare, non vogliamo fare nuove a cementificazione, basta ristrutturare ciò che abbiamo, penso per esempio al villaggio Eni di Borca di Cadore, importantissimo, dove ci sono degli spazi immensi e dove si può appunto riutilizzare e riqualificare. Dicevamo, il turismo è il settore trainante dell'economia del Veneto, ma anche settore trainante dell'economia nazionale, e il Veneto contribuisce notevolmente al PIL nazionale. Quanto, tornando al discorso delle fiere che non sono dedicate al turismo, ma sono dedicate, penso, al Vinitaly, a dei prodotti del territorio, alle eccellenze del territorio, diventano volano. Abbiamo visto che poi al Vinitaly si sono fatte le consultazioni elettorali, le consultazioni per il governo, ormai non... No, appunto, ogni fiera, anche al Salone del Mobile di Milano, diventa occasione, no, di discussione politica, sono quegli eventi a cui non mancare. Quanto appunto partendo dalle eccellenze del territorio si hanno dei riscontri per quanto concerne il turismo? Quanti fanno turismo, fanno vacanza, organizzano turismo vacanza partendo da un prodotto, il vino, piuttosto che, non lo so, altre prelibatezze enogastronomiche? Ma guardi, noi abbiamo constatato, e questo è un dato impressionante, importantissimo, che negli ultimi anni, tra cui l'ultimo dato 2017, la crescita sui territori, chiamiamoli del vino, e quindi in particolare noi abbiamo preso ad esempio la zona del Prosecco di OCG, quindi della Pedemontana Trevigiana, o quello del Soave o del Valpolicella, sono cresciuti in doppia cifra, in alcuni casi addirittura del 16%, come è il caso del Prosecco, proprio legati al turismo. Questo è importantissimo perché legare il prodotto al luogo è fondamentale non solo per continuare a promuovere il prodotto stesso, ma soprattutto per fare capire che questo vino, questo prodotto viene realizzato in quel territorio specifico e non da altre parti, esaltandone le caratteristiche. Questo fa bene ad entrambi, fa bene al prodotto e fa bene al turismo, perché poi molte persone vengono in quel territorio perché è un territorio vocato a quella, diciamo, specificità, quindi come è il caso del Prosecco, del Valpolicella. Questo abbiamo visto che è cresciuto negli ultimi anni tantissime le presenze turistiche legate a questo. Abbiamo un turismo che viene dal territorio per fare enoturismo o anche, diciamo, gastronomia, quindi turismo legato al cibo, insomma al cibo e al vino, e è vero che gran parte di questo turismo ha provenienza italiana, quindi altri turisti, diciamo, di altre regioni italiani vengono, ma vengono anche molti turisti stranieri, in particolare tedeschi, in alcuni casi anche addirittura croati, anche dell'est Europa, vengono in queste località, in queste zone per fare questo tipo di turismo. Che dati offre il turismo in Veneto al PIL? Ah, guardi, il PIL, noi facciamo circa 17 miliardi di euro, con un 8,5 circa di PIL regionale, quindi quando noi parliamo di prima industria del Veneto, anche se a me il termine industria non mi piace tanto legato a questo settore, però di fatto in termini numerici lo è. Se poi colleghiamo questo all'agricoltura ci rendiamo conto che sono due pilastri importantissimi sui quali secondo me la Regione Veneto dovrà sempre di più investire, non perché gli altri siano meno importanti, perché fortunatamente in Veneto il tema dell'artigianato, del commercio, dell'industria stessa è importante, soprattutto legata all'alta tecnologia, è molto importante, però insomma questi due settori sono due settori che fanno anche della sostenibilità oggigiorno un valore importante. E la cultura come si interseca con il turismo? Cultura che veniva un po' guardata con diffidenza, sì. Oggi invece si diceva, lei diceva che le migliori performance sono registrate dalle città d'arte. Certo. Quindi quanto, penso a Vicenza ad esempio, che sta progressivamente tornando una meta più che ambita grazie magari ad alcune mostre ma di massa, chiamiamoli così, di notorietà di massa, o il restauro della Basilica Palladiana. Certo, ma la cultura è fondamentale, anche perché l'Italia in generale e il Veneto si basa su una ricchezza, diciamo, artistica, architettonica incredibile, e il Veneto da questo punto di vista non è da meno. Anche togliendo Venezia abbiamo una serie di città, una di queste le ha appena citate lei, che offrono tantissimo. Non a caso la crescita del più 9,6%, quindi oltre la media
del 6% regionale, è stata registrata nelle città d'arte alternative, quindi insomma Padova, Treviso, Vicenza, oltre alla stessa Verona, che è comunque molto, molto gettonata. Sicuramente abbiamo le grandi mostre che influenzano tantissimo, però una serie anche di iniziative che sono nate anche dalle reti di impresa che si sono create sul territorio. Mi viene in mente per esempio teatro, musica, oppure quella legata alle ville palladiane. C'è stata un'iniziativa di 14 ville che si sono messe assieme e hanno creato un percorso turistico, ovviamente con la recettività, sono state finanziate dalla Regione Veneto grazie ai fondi europei e questi hanno creato un nuovo pacchetto turistico dando un senso logico anche a un itinerario che invece prima magari non c'era o doveva essere costruito singolarmente dal turista, quindi sicuramente il tema della cultura è fondamentale. Siamo quasi in chiusura, ma non mi esimo da due domande. La prima, spiagge. Bel tempo, questo anticipo d'estate fa anticipare necessariamente anche l'apertura degli stabilimenti balneari. La Bolkestein in qualche modo sembra dare del respiro solo per i servizi, non per le concessioni demaniali, però chi ha in concessione i pezzi di spiaggia, so che non è una sua competenza, è più una competenza dell'assessorato all'ambiente, insomma lamentano che questo ripascimento delle spiagge è in ritardo, quindi i turisti sono pronti, anche i pendolari, ad andare a prendere il sole e ti trovi l'escavatore che certo. movimenta la sabbia. Beh, allora, non è bello. No, però dobbiamo dire due cose. Una legata al fatto che la Regione Veneto ogni anno investe molti milioni di euro per il ripascimento delle spiagge, finché non ci sarà la possibilità di avere interventi strutturali di grande respiro. Penso per esempio al sabbiodotto di Bibione che è stato creato, oppure dei sistemi di difesa della costa che evitino l'erosione. Dei mose sabbiosi? Su questo noi stiamo lavorando anche con progetti diciamo internazionali, per esempio penso sul tema Italia-Croazia, per cercare di finanziare degli studi che ci permettono di trovare una soluzione. E nel frattempo noi facciamo questi ripascimenti con i soldi che abbiamo a disposizione. Devo anche dire però che ultimamente stiamo aspettando, ci allunghiamo un po' nella stagione, stiamo andando verso la stagione estiva prima di completarli, perché non è la prima volta che ci troviamo magari una ondata di maltempo e rimangia quello che avete appena. In un magari pieno mese di maggio arriva una mareggiata e ti mangia milioni di euro così in un boccone. E non puoi neanche rivalerti da chissà chi. Esattamente, allora abbiamo chiesto agli operatori, pur sapendo che ci sono tanti turisti che vogliono già recarsi ad aprile in spiaggia, però di pazientare un pochettino, perché non possiamo permetterci di fare il doppio ripascimento e quindi è meglio aspettare un attimo e magari farli un po' più tardino, verso fine maggio. Un'ultima cosa, Venezia. So che è un dibattito infinito, le soluzioni proposte, il numero chiuso, il ticket, il contapersone. Sì. Lei la regione ha un'idea che sta studiando insieme al Comune di Venezia? Sì, allora noi abbiamo, tra l'altro nel piano strategico che faremo, affronteremo anche questo tema. Nella cabina di regia è presente anche l'assessore Paola Mar del Comune di Venezia, che Venezia ovviamente è la città più importante. Abbiamo cambiato anche il nome, adesso è Veneto, the Land of Venice, quindi il collegamento con Venezia è importante. Però insomma ci siamo resi conto, io devo dire due cose. Allora, una, secondo me, che è importante imparare a gestire i flussi all'interno di Venezia stessa e quindi portare questi flussi anche nelle zone della città che sono meno percorse. Io parlavo anche con tanti residenti a Venezia e guardate che è vero che i numeri sono alti, però è anche vero che sono concentrati in alcune località e in alcuni passaggi. Ci sono delle parti... C'è qualcuno che dice, siamo proprio in chiusura, che si rischia di creare un'altra oasi di pseudo-illegalità come l'isola del Tronchetto. Esatto. Sulle legalità però noi stiamo intervenendo in maniera molto forte, lo sta facendo Venezia e lo sta facendo la Regione Veneto. La seconda cosa che voleva dire, perché il tempo sta scadendo... No, volevo solo dire che nel 1957 Venezia aveva 150.000 abitanti, ora siamo neanche a 50.000. Questi 150.000 abitavano tutti i giorni a Venezia, quindi in termini di flussi si può gestire. Bisogna imparare a far sì che questi flussi vengano gestiti meglio. Quindi non ci sia una concentrazione. Non ci sia una concentrazione. Io ringrazio e mi scuso con l'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner. Noi torniamo domani con 7 in punto. Grazie, arrivederci. Grazie assessore. Grazie, buongiorno a tutti.